Venerdì 5 marzo a San Basilio, frazione di Ariano nel Polesine, si è tenuta una cerimonia simbolica con la piantumazione di una quercia, figlia della rovra crollata il 25 giugno 2013. Questa quercia di San Basilio è legata alla vita di Dante Alighieri e si inserisce in un intero fine settimana dedicata al sommo poeta. La leggenda narra infatti che Dante, perdendosi in quello che era un fitto bosco, smarrì la via riuscendo a ritrovarla arrampicandosi su quell'enorme quercia, che per oltre 500 anni ha fatto da sentinella del Po. Per questo la Fondazione Cariparo metterà a dimora una figlia della rovra a conclusione di una mostra, La quercia di Dante, mentre l'amministrazione di Ariano nel Polesine sabato 6 marzo si occuperà della piantumazione di altre 7 querce, 3 delle quali figlie della storica e altre provenienti da altri luoghi del Polesine, per dare il via alla costruzione di quello che sarà il Bosco di Dante. Sindaco Beltrame, oggi torna finalmente la Grande Quercia. Cosa rappresenta questo evento? Eh sì, oggi torna ed è per noi veramente un momento importante perché va a coronare innanzitutto un evento molto importante che la Fondazione ha voluto fare, ha voluto darci un'occasione per il nostro territorio di farci conoscere, di fare conoscere le nostre peculiarità, di fare conoscere la nostra leggenda, la storia, l'archeologia e in particolare per la nostra quercia un'occasione di rinascita nei ricordi che in questo anno, con gli eventi che la mostra ha consentito di poter organizzare, si sono svolti un po' nel territorio, nella provincia e una vera quasi opportunità di una seconda vita con la piantumazione oggi, insomma, quindi questo è veramente un significato molto importante per questo territorio perché ha un legame veramente grande la quercia con questo ambiente, quindi un grazie veramente alla Fondazione per questo pensiero importante. A Giuseppe Toffoli, vicepresidente di Fondazione Cariparo, chiediamo l'importanza di questo evento. Sono qui proprio in rappresentanza dell'ente per questo evento importante che da un lato è la continuazione, se vogliamo in qualche modo, di questa mostra che si è tenuta a Palazzo Roncale, che ha dato risultati molto soddisfacenti dal punto di vista della visitazione, 22.000 persone. E abbiamo pensato dunque di dare continuità in qualche modo a questa mostra, portando, quindi donando al centro qui di San Basilio alcuni dei materiali che sono stati utilizzati per la mostra stessa, in particolare le fotografie di Aldo Pavan e un dipinto che ha realizzato la pittrice Brigitte Brand, che rappresenta la quercia di San Basilio e anche in qualche modo riporta, raffigura alcuni aspetti, alcuni momenti della vita di Dante Alighieri. Crediamo che questa iniziativa rafforzi il polo culturale di San Basilio, che per noi è sempre più importante nell'ambito di uno sviluppo e nella promozione del Delta del Po. All'artista che ha fatto quest'opera importante per ricordare appunto il passaggio di Dante e anche della Rovre, e chiediamo l'emozione che ha provato a far questo. È una grande emozione, come mi ha emozionato dall'inizio questo progetto che collega la quercia a Dante. Ci vuole descrivere la sua opera? Allora, intanto la pianta d'Italia per far vedere i spostamenti di Dante. Sulle radici dell'albero c'è l'albero genealogico di Dante e poi ci sono transfer di testi suoi e transfer del primo cantico fino ad Amor mi mosse. C'è la sua casa natale di Firenze, ci sono tutti i suoi spostamenti e immagini che artisti hanno voluto fare di lui, iniziando da Raffaello fino ad arrivare a Dalì e da tanti altri.